Maurizio Landini ha convocato una riunione d'urgenza a livello nazionale perché questo tema, che già era all'ordine del giorno in maniera forte delle nostre attività, lo è diventato ancor di più. La mattina dopo l'incidente costato la vita a Giuliano De Seta durante uno stage scolastico in un'azienda di Noventa di Piave, la CGIL nazionale ha convocato d'urgenza un vertice per decidere una presa di posizione forte che dopo un confronto con Cislewill dovrebbe sfociare già nei prossimi giorni in un'azione di protesta concreta. In queste ore il rapporto sulla morte dello studente diciottenne stilato dai carabinieri di San Donà di Piave e dai tecnici dello Spisal sta per essere trasmesso alla Procura di Venezia. L'area dell'incidente rimane sotto sequestro, mentre gli inquirenti stanno svolgendo ulteriori accertamenti e ascoltando i dipendenti presenti in azienda al momento della tragedia. Noi abbiamo bisogno di qualificare le aziende in cui i ragazzi vanno a fare alternanza scuola-lavoro. Dobbiamo qualificarle e certificare la qualità di queste imprese e della salute e sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro. Dobbiamo farlo, dobbiamo anche lavorare sui tutor aziendali perché diano un supporto vero, e poi dobbiamo ricordare che l'alternanza non è lavoro. I ragazzi non possono essere lasciati soli a lavorare su macchinari, a lavorare con dei materiali pericolosi. La scuola veneta è in lutto, ha detto la direttrice dell'ufficio scolastico regionale Carmela Palumbo, e si stringe forte in un abbraccio con la mamma, il papà e il fratellino di Giuliano. Intanto in mattinata a Roma un centinaio di studenti ha partecipato indossando dei caschi da lavoro ad un flash mob di protesta indetto dalla rete degli studenti medi davanti al Ministero dell'Istruzione. Pensavamo che le morti di Lorenzo Parelli e di Giuseppe Lenocci fossero sufficienti a riaprire una discussione seria sulla sicurezza e sul rapporto tra scuola e lavoro, hanno affermato. Così non è stato. Un'azione di protesta analoga si è svolta anche a Mestre, all'incrocio tra via Sansovino e via Forte Marghera, davanti all'ufficio scolastico regionale, organizzata dal Fronte della Gioventù Comunista e dagli studenti delle superiori. Dobbiamo capire quali iniziative per far tornare questo tema all'ordine del giorno. Io credo che non sia sufficiente il comunicato, la denuncia, dobbiamo confrontarci e fare azioni concrete per cambiare le cose. Stiamo ragionando, appunto con Cislewill ci confronteremo nei prossimi giorni, sicuramente ci saranno anche azioni di protesta.